Il lavoro si rischia di perderlo anche se le infrastrutture non sono adeguate. Ad esempio, un porto deve essere raggiungibile dalle navi, non possono finire le navi in un banco di sabbia in laguna. Si vuole decretare senza dirlo la morte del porto di Venezia. Per noi è inaccettabile questa cosa. Sono preoccupati e molto arrabbiati i lavoratori del porto di Venezia, pronti a decretare 3 giorni consecutivi di sciopero potenzialmente in grado di bloccare la città. Ma è in gioco, sostengono, la sopravvivenza stessa di un'istituzione che a Venezia vanta una tradizione storica e a tutt'oggi garantisce lavoro a 1.200 aziende e i loro 19.000 dipendenti. Il porto oggi sta morendo lentamente. In assenza di lavori di manutenzione della laguna i fondali crescono e ci sono navi che non possono più raggiungere le banchine. Di fatto il porto muore per la crisi della burocrazia. Ci sono commissioni, sottocommissioni e di più che non permettono di decidere sulla normale manutenzione dei canali. È come dire copriamo le buche delle strade. Noi non vogliamo che a Venezia ci siano le autostrade che vengono scavate per far arrivare le navi. La normale manutenzione prevede i 12 metri, è il punto di equilibrio fra la città, il lavoro, la sua salvaguardia e l'ambiente. Questo però non viene fatto, quindi vuol dire che non si vuole fare. Alla resa dei conti non manca molto. Il 19 dicembre arriva sul tavolo della Commissione Salvaguardia un progetto per l'innalzamento di 1 metro del sito di conferimento dell'isola delle Tresse, che potrebbe accogliere 1 milione di metri cubi di sedimenti. Il 20 si riunisce a Roma il Comitatone, 2 tappe fondamentali nelle parole del presidente dell'autorità di sistema portuale Pino Musolino, intervenuto all'assemblea dei lavoratori di Venezia e di Chioggia a Mestre, nella battaglia affinché le nostre città continuino ad essere dei luoghi pieni di vita e di lavoro, contro chi vorrebbe creare dei musei a cielo aperto fuori dal tempo e dalla storia. Se non viene approvato, purtroppo a questo punto ci troveremo costretti a mobilitarci. Noi faremo anche un presidio quel giorno in cui si incontrano e andremo lì con una nostra delegazione per sollecitare e sensibilizzare rispetto al problema. Ma se la risposta è negativa, il porto si ferma e secondo noi si ferma la città. La politica veneta, ieri sera a Padova, il Veneto che vogliamo, ovvero l'assemblea delle liste civiche che cercano una soluzione politica diversa per il Veneto 2020, le prossime elezioni. Ancora si è in cerca di un candidato presidente della regione. Prima il programma condiviso e controfirmato dalla base, poi per il candidato a presidente della regione si vedrà. Anche se il vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni sembra essere l'uomo che potrebbe andare bene alle diverse anime di un Veneto che chiede di voltare pagina dopo 25 anni. È il mondo delle liste civiche che guardano a sinistra e a centrosinistra e che sta lavorando a informare i sostenitori sul programma con l'idea di condividere dal basso un progetto politico chiamato Il Veneto che vogliamo. Punti principali: la tutela di ambiente e territorio, il trasporto pubblico, il lavoro, la lotta alle mafie in Veneto, la sanità pubblica. Un trasporto pubblico, una mobilità che porti le persone che stanno in provincia a essere più facilmente muovibili verso la città e non solo con l'auto privata, quindi un investimento forte sul trasporto pubblico locale e sulle connessioni anche tra paesi che stanno fuori nella provincia. Vogliamo un territorio vicentino che presti attenzione a delle problematiche che sono state colpevolmente trascurate negli ultimi anni. Pensiamo al tema ambientale, ai PFAS, alla costruzione della pedemontana, a tutti i problemi che sta comportando, e pensiamo soprattutto alla tematica della sanità, la sanità pubblica sia nel Basso Vicentino e soprattutto all'ospedale di Sant'Orso. Crediamo che questa tematica sia stata colpevolmente sviluppata dalla regione e dobbiamo tornare a occuparci di una sanità pubblica, a difenderla, a fare in modo che i servizi per i cittadini tornino a essere importanti e tornino a essere soprattutto efficienti. Siamo una delle province dove partono più giovani, la maggior parte sono qualificati e purtroppo non vi fanno più ritorno, dove c'è una disparità salariale e dei salari molto bassi nonostante il tasso di occupazione è molto alto, e dove c'è un grossissimo problema legato appunto alle diseguaglianze sociali e anche al tema della casa. Meno business fine a se stesso e più servizi essenziali ai cittadini, il tutto dentro un contesto paesaggistico, naturale e monumentale da tutelare e valorizzare.
Si lavorerà ancora al progetto, ma come ha suggerito da navigato politico Marco Carrai, dopo Natale si dovrà accelerare sul nome del candidato. Il Veneto è stato troppo statico in questi anni e io credo che stia accumulando un ritardo rispetto ad altre aree del paese che invece sono state più dinamiche. E dobbiamo dare uno stimolo, dobbiamo riportare al centro le tematiche importanti per i cittadini. Le risposte che cercano di dare le amministrazioni comunali, abbiamo visto il vice sindaco di Padova in tema di mobilità anche provvisoria, come quella grave del Natale quando si ingorga tutto, vanno in varie direzioni, come accade appunto nella città uganea. Si sono aperti i cancelli del nuovo parcheggio Pace Bis nell'area ex Ifis incastrata tra la stazione via Tommaseo e via Gozzi. Sono disponibili per tutto il periodo natalizio fino al 31 gennaio 250 nuovi posti auto a pagamento. I tecnici di APS Parcheggi in queste ore stanno finendo di sistemare la zona che è già stata ricoperta di ghiaino per evitare la formazione di fango in caso di pioggia. La sosta costa 70 centesimi. L'area del Park Pace rimane aperta tutti i giorni dalle 8 alle 24 ed è stata fortemente voluta dall'amministrazione per potenziare i parcheggi durante le festività natalizie. È la stessa distanza che c'è dalla Prandina al centro, ha spiegato il vice sindaco Lorenzoni in risposta alle richieste dell'associazione ACC dei commercianti del centro che volevano più parcheggi. Intanto proprio a Natale Padova punterà sull'arte e la cultura con tante iniziative pensate per attirare non solo i padovani ma anche i tanti turisti. I residenti del comune di Padova e provincia, gli studenti iscritti all'Università di Padova e gli aderenti al progetto Erasmus avranno la possibilità di entrare gratuitamente per tutto dicembre e fino al 6 gennaio a Palazzo della Ragione, al Museo Eremittani, esclusa la Cappella degli Scrovegni, a Palazzo Zuckerman e al Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea e allo Stabilimento Pedrocchi. Il biglietto d'ingresso a questi siti, gratuito o a pagamento, permetterà inoltre di accedere a prezzo ridotto di 12 euro alla mostra L'Egitto di Belzoni al Centro Culturale San Gaetano Altinate. Dal 2020, inoltre, ha annunciato l'assessore alla cultura Andrea Colasio, partirà l'iniziativa Musei Gratis ogni prima domenica del mese. Almeno una buona notizia c'è, quella degli strumenti restituiti a un asilo, ma la sentiamo dopo la pausa.